Robby! Che ben che si sta qua dietro. E cosa volete? Un brulè. Vedo gente a piedi. Sto per fare un infarto. Avete un mezzo e mezzo? Arrivo! Dai! Non spinzinare, Robby. What's up, chiappucciers? Non so se vi sono mancato, magari a fine video vi darò qualche giustificazione del perché di questa mia assenza, quindi guardate il video fino alla fine. Ma nel frattempo, Villiers insieme ad Elite hanno ben pensato di organizzare un evento delle mie zone e di incastrarmi totalmente. Vi voglio bene, fioi. E di conseguenza oggi vedrete La mia prima gran fondo. Essendo una sorta di garetta, non gara, amatoriale delle mie zone, sono contento perché dovrei trovare un sacco di amici e nessuna persona strana. Ah, che bellezza. Poi ci sono un sacco di bar. Oggi, senza dir niente, ho avuto la splendida idea che Robby mi ha detto: vado a fare una gara di bici. Ho deciso di fargli compagnia. In teoria dovrebbe essere qua in zona. Vediamo se lo becco. Ma che bella cittadella. Ho fatto scuola, qua. Liceo artistico 5 anni. Sì. Bei tempi. Per non farci mancare niente, sono in ritardissimo e praticamente credo di essere l'ultimo a partire. Magari riesco a partire prima che sbaracchino, ma veramente sono l'ultimo. Molto bene. Va, che bel posto. Poi partendo per ultimo, in tranquillità. Ci fermiamo al Cetra. Ma chiudono di mattina qua. Qua bisogna sempre seguire i cartelli, fare attenzione alle macchine, che qua i venditi sono pazzi. Eccoci qua. E chi c'è? E chi c'è? E voilà! Ma aspetta un attimo, ma chi è quello là? E via! Oh c***o, ti aspetto! No dai, sono già stanco. Ma no, devo cambiare. Non ci credo. Anche qua. E io che volevo fare una giornatina tranquilla, un giro di cicloturismo in compagnia, ma non in compagnia sua. Ma dei, non è possibile. Eccolo qua, con tutta la gente che potevo beccare. Niente, l'ho presa! Sì. Potevi stare a casa tua. Ho visto la tua storia, sono qua. Con me però. È che sono io che non voglio pedalare con lui. Insieme a noi, purtroppo per lui. Troppetto, no? Aspetta a dirlo quando prima salita, dopo vedi se non è purtroppo. C'è anche il signor Luca Violetto, signore e signori. Ciao raga. Siamo ultimi, Luca. Sì, qualcuno doveva pur fare il servizio scopa, no? Giusto. Siamo il servizio scopa. Fantastico. La mia prima gran fondo e sono già ultimo. Perfetto. Gran figura. Perché Robby parla sempre da solo? Noi siamo di fianco a lui ma non sta parlando con noi. Boh. Eccola qua la mia tecnica. Dietro alle chiappe di Groover. No, vai piano però. Mamma, che brutta immagine. Fino all'arrivo. Perché ogni volta che parlo comincia a scannare? Dai! Palle. Sai qual è l'unica media che voglio alzare oggi? Birra? Ci sarà un ristoro qua più avanti. Dove? C'è il sacchino! Siamo appena partiti. No. Madonna. Ma perché? Sì, ci c'è pure il ristoro, ma non penso che abbiano le birre. Madò. Simon, vai davanti e mettiti a tirare! E non stare a ruota! No, piano, cioè. Grinta ci vuole, grinta! Non esagerare però. Oh, là. Robby, se vuoi puoi metterti in scia qua, guarda, fa il tuo ritmo, L'obiettivo del giorno è essere partiti per ultimi, ma almeno arrivare penultimi, anche se mi sa che è impossibile. Oh, finalmente ho trovato uno che va al mio passo. 25 km orari, senti che ben, a sinistra, vero? No, a sinistra! Ma no, ma perché non è venuto di qua? Una volta che stavo bene, in scia, niente. L'unica scia che avevamo, Luca, l'abbiamo persa. Il vecchio, comodo, comodo. Attenzione, supera il gruppetto di e-bike. E da qua comincia la prima salita del giorno. Magari ora vi spiego, mentre Gruber se ne va. Simon partito. Ciao Simon, ci vediamo in cima. Forse. Ciao Robby. Spero che buchi. Ma che buio. Che bella sta salita. In pratica questa sorta di gran fondo amatoriale ciclistica si chiama Bene to Go e il percorso è composto da 110 km, Luca? 110, sì. E circa 1000 di dislivello. Per Gruber 1200. Esatto, perché farà su e giù. Tra le mie zone, Cittadella, Asolo, Marostica e basta. Bassano? Ah sì, giusto. E Bassano, sì. E dove abito io forse. A casa mia ti aspetto! La cosa bella è che non essendo competitiva si parte alla francese. Secondo voi cosa vuol dire partenza alla francese? Come tutti i francesi si parte ad minchiam, a caso. No dai, già non hanno neanche il bidet. Vuoi che siano organizzati per fare una partenza di gara di ciclismo? Figurate. Ma che sei? A differenza delle gran fondo classiche non viene cronometrata tutta la gara, ma solo degli strappi in salita definiti. Asolo! Qua un po', dai. Uno di questi pensavo fosse quello di Asolo che abbiamo appena fatto. Sono in cima o si sale ancora? E dai! E dove ho motivato il Gruber dicendogli che poteva fare il tempo. Peccato che lui non sa che mi sono sbagliato. Chi mi conosce sa che odio aspettare. Robert, dai!
toccherà aspettare almeno un'ora. E lo strappo cronometrato sarà prossimamente sulla salita della Rosina. Sono furbo, cosa non si fa per farlo stancare un poco? Che genio. Come direbbero i veneti, stai già fermata. Vero Luca, è una tecnica. Tra un po' a mezzogiorno ho fame. Saranno passate almeno 2 ore. No dai, sono passati 5 minuti neanche. Simon, devo dirti una cosa. Sai la salita che abbiamo appena fatto? Sì. Non era cronometrata. Non c'era niente. Era solo una scusa per farti stancare un po'. Troppo corta per farmi stancare. Solo furbo. Per essere cronometrati nelle salite predefinite, stamattina al ritiro del pacco gara bisognava prendere un chip. Secondo voi chi fra me e lui l'ha preso e chi volontariamente non l'ha preso? Non so mia Semo. Perché sono sempre io davanti? Vai Roby! Ma ora ho visto una scia che può portarci a Bassano in modo tranquillo e al nostro passo. Roby, perché il monopattino va più di te? Io arrivo così fino a Bassano, te lo dico. Ma quanto scanna? Rapporto agile, Simon! È truccato sto monopattino. Che a 25 all'ora comunque. Vai, ti do il cambio. Ma che ben che si sta qua dietro. Sto da Dio qua. Grazie del tirone, Cavolo, questo va. Roby, dove sei? Dai Roby! Dai, altro marciapiede e via! Ale! Ed è così, con una scioltezza assoluta, che giungiamo a metà giro circa, un po' meno, ed eccoci nella cittadina più bella del mondo, Simon! Guarda dove ti porto. Ortisei. C'è il profumo di casa e Roby scanna. Guardalo, scanna. E sorpasso. Bassano del Grappa. Però ho visto una cosa. Ma veramente? Simone, ma ragazzi, questo mio amore. Noi aspettavamo i ciclisti per il ristorante. ciao Bigolino. Cosa volete? Un brulè. E gli Jager te? Abbiamo speck e burro. Speck è tuo. Poi abbiamo il salmone fresco. Ma quanto sei bella te? Quanto sei bella? Grazie mille. Salmone doppio. Andiamo. Io sto qua. Ciao. Solo a Bassano si possono trovare ristori hardcore e anarchici. Che bello. Simon! Andato. Guarda dove ti porto. Ortisei in autunno. Va che viale che c'è. Ti insegno, qua bisogna fare slalom gigante, Simon. È tipo gara di sci. Si vede che sono a casa, Che bello, che bello! Ora qui il dubbio è, giro a destra e vado al bar, vado dritto verso la seconda salita, mi tocca andare dritto, fioi. Maria San, cosa ho fatto a dir di sì a sta roba? Vado al ponte! È o non è la più bella cittadina del mondo? Ortisei, Ma che Ero convinto di fare prima la Rosina, la storica salitina di Marostica, ma invece ci dirigiamo verso un pezzo in pavé che non ho mai fatto in vita mia, passando per un'altra splendida cittadina veneta, Murata, che avrete sicuramente visto in tanti altri miei video, che è Marostica. Stiamo andando a fare la Tisa, che è uno strappetto in pavé che è stato protagonista del campionato italiano di ciclismo dell'anno scorso e che da quello che ho visto in TV è un muro. Io non so se ho abbastanza cambi per arrivare su, vedremo, se non vedremo, vedaremo. Questa è per pochi, Prendiamo la manetta. Aspetta, dove devo andare? Ah, ma da qua? Ma siete pazzi? Ho finito i cambi, Luca! Dai! Maria Vergine, cos'è? Parigi-Roubaix in salita, però. Ce la possiamo fare? Dai, Roby. Prima volta che la faccio questa. Sui piedi, sui pedali qua. Passa il violetto! Vai! No, dove vado qua? Ma siamo matti! Non me l'aspettavo così. Easy Luca, andiamo con calma. Luca, vedo gente a piedi. Buongiorno! Buongiorno! Tutto a posto? Cioè, che direzione? Sul cimitero? No, dai! Ma perché hanno fatto così pochi cambi nelle bici? Pazzesco! Non va su, fioi. Quanto manca? Dicono sempre così, ma non è vero. Ah, ecco. Madonna, che fatica il pavé. Comunque Roby, quella cosa lì, porca puttana, che fatica. Boia, quanto tira! Non so se ce la faccio. Ragazzi, 201 battiti. Sto per fare un infarto. Ma siete pazzi? No, mai più. Mai più, ragazzi. Certo, c'è da bere, birretta. Avete un mezzo e mezzo? Bianco o rosso? Ce l'abbiamo l'acqua. Salute, grazie. Finalmente un ristoro serio. E cosa fa Simon? Aspetta di nuovo a Roby. Mado. Grazie. Ciao. Buona continuazione. Domani ci vediamo, dai. Di rosso domani. Ciao ragazzi, grazie. Ristori veneti, solo qualità. Oh, è un'ora che ti aspetto. Giornata un po' così. Ho fame, Roby. Ho bevuto un bianco.
T'hanno obbligato, vero? Obbligato ti hanno. Sai come si dice in Veneto? Bel posto, bella gente, non vengo altro. Ma come ancora salita? Cos'è sto pezzo qua? Basta fioi, bisogna andare piano. Mai più gran fondo. Anzi, se l'anno prossimo riesco a organizzarmi con i lavori e diciamo con un po' di allenamento, quasi quasi, se riesco a farmi invitare, provo la 9 Colli. Dichiarato, Boh, vedremo. Alan, Giorgio e il mio mitico dottore Tebia. Questo messaggio è per voi. Scherzavo, Fioi, vedo un'oasi. Sai, sembra di essere nel deserto, presente? So già che adesso qua ci fermeremo almeno un'ora. Uno sprizzino. Speriamo che non ganno vino e birra, se no è la morte. Siamo in Veneto, Simon, sicuro c'è uno spritz. Questo non è un ristorante, è una festa qua. Bello, bello qua. La mia gara finisce qui. Simon, io mi sa che mi fermo fino a stasera qua. Chi me lo fa fare andare via adesso? Oh, finalmente. Posso un panino con la soppressa? Sì. Grazie. Soppressa, Simon, sei in Veneto. Sciaboliamo? No, Robby. Una sciabolata, Simon. No, non mi lascia mica. Ben fioi. E dopo un ottimo ristoro, un panino con la soppressa puramente veneto e un prosecco sciabolato, ancora salita, anche per uscire da ristoro. Mi sa che pian pianino ci apprestiamo all'ultimo strappetto, la rosina. È aranciata, Robby, è la prima volta che giriamo insieme, no? Sì, anche l'ultima. Perché? Ma dai! Ebbene sì, alla partenza della rosina siamo gli ultimi, ma Gruber vuole tentare il tempo e io vado su al mio ritmo. Pensate che stavano per smontare tutto e siamo arrivati a filo. Incredibile, come fa a avere ancora energia? Certo, tutti sono capaci di fare una gran fondo da riposati. Provate voi a farla dopo un beverdì bassanese. Ho le prove su Instagram. Non la fa più fioi. Vedo la cima. Com'è che si dice? Dai che su c'è là? Piana? Ma la ricordavo così. La musica. Evento finito. Siamo partiti un po' tardino. Ultimo tornante del giorno ed ora l'hardest part. Su Strava si chiama così. Chi è che inventa i nomi su Strava? Non lo so. Vedo la luce. Peccato che manca 20 km. Dopo mezz'ora è arrivato anche Robby Bragotto. Sono rilassatissimo, Simon. Fatto il tempo? Ma ora una delle cose che preferisco. Giù sui manubri qua, giù tutto il cambio e facciamogli vedere qua, questi due qua, come si va in bici in discesa. Vediamo se il nostro Robert in discesa sa scannare. Arrivo! Dai! Passiamo Luca all'esterno. Wow! Ma che bello! Andiamo a prendere il Gruber! È giusto il manubrio, e via! In folle! Occhio qua! Dov'è Robby? Lo vedo! Dai! Giù il ginocchio qua, Robby, giù il ginocchio gasato! Grattalo sull'asfalto! Vabbè, quasi. E altra salita, mi dispiace Bragotto! Ma come ancora salita? Ma porca puttana! Robby, cos'è che vuoi dire? Non t'ho capito bene! Chiudi quella porta di qui, dai. So dove siamo perché c'è un'osteria qua che fa dei vinelli eccezionali. In pratica io conosco le salite in base a dove va a Bear. Ben? È così bello andare in bici, dai! In giù, sì, ma anche in su. Fioi, so ufficialmente desfa. E mi mancano ancora 20 km di piano. Basta. Mai più, che è un po' come io non bevo più. Io non bevo più. Robby, devo fare la pipì. Una cazzata. C'hai già la marmotta? Ed è così che il gruppo vacanze arriva splendidamente a Cittadella, partiti per ultimi e arrivati non per ultimi. Comunque, conoscendo il nostro Robby Bragotto, adesso darà tutta giusto per arrivare prima di me. Quindi adesso lo tengo un po' sotto tiro. Entrata nelle mura. Vedremo cosa fa. Ed è lì che si vede il traguardo. Occhio. Una sprint finale, Robby. Lo scavalla. Porca puttana. No, la macchina no. Sì, ho battuto Gruber. Incredibile, non mi succederà mai più. La medaglia. Che bello! Battuto Gruber in volata. Perché sennò andavo sotto una macchina. Vabbè, stai là a guardare tutto, Simon. Sì, scusa. Robby vuole la foto con le tippelle. Il premio. Io. Grazie fotografo. Posso? Sto con la bici io, anche perché se scendo non cammino più. Anche tu. Tutte vogliamo, tutte. Ta! Grazie mille, grazie, ciao. Ma ora in totale nonchalance. Passiamo alle cose importanti. Grazie. Vuoi dir di no? Io 10. Un fusto? Grazie mille. Salute Simon. Cosa devo dire? Diete? No dai, sei stato bravo. E sono fiero che hai vinto il sprint finale. Anche se c'era una macchina, se non la stavo prendendo. Comunque tu sei stato più bravo a infilarti davanti. Sì, comunque dai.
In montaggio taglio tutto. È stato un piacere, Robert. Andiamo a fare le cose serie? Non voglio bere, Robby. No, non ho detto, andiamo a Bassano intanto. Oh. Ale? Ah, birra. Ah, birra. Bentornato a Bassano, Simon. Ma perché voi qua fate questo? Sempre, sempre. Vengo qua, gli ho chiesto, Robby, ho fame, andiamo a mangiare. No, ma una roba veloce. Sì, una roba. Che no, avrei già mangiato da un'ora minimo. Dove abiti tu? Si mangiano i crauti. Qua? C'è questo come tradizione. Che buon. Per Venezia, qua? Ortisei destra. Siamo a Ortisei. Ho sbagliato strada. Sì. No. Ciao Simon. Ciao Robby, stammi bene. Te no, che bello. Ognuno gli amici che si merita, purtroppo per me. Come vi dicevo, ho deciso di prendere una pausa dalle creazioni di video. Un po' perché il mio vero lavoro, che potete vedere qui, mi ha fortunatamente portato via moltissimo tempo. Un po' perché avevo realmente bisogno di staccare la spina. E un po' anche perché continuo a pensare che sia meglio pubblicare meno video ma più curati ed editati al meglio di quello che so fare, piuttosto che pubblicarne una scarica di dubbia e scarsa qualità. E siccome vedo molta gente che fa questo giusto per avere un numero maggiore di utenti ed iscritti, principalmente bimbi minchia, ho capito che non è quella la strada che voglio seguire. Cosa ne pensate? Ciò nonostante tornerò presto con altri video, sicuramente di snowboard e sicuramente con la massima qualità che riesco a proporvi, e investire quello che è tutto il mio tempo libero in questo canale. Spero lo possiate apprezzare. Anche perché se ho detto iscrivetevi, che se non lo fate tanto non lo fate. Ciao! Gruber cacca e cacca chi non lo scrive.